È appena finito il primo appuntamento ufficiale della stagione del Cialins Muzzane, 3-1 risultato finale contro il Portogruaro. Le impressioni di mister Bertino? Impressioni, logicamente dopo tutte queste settimane di lavoro non si può aspettare che i ragazzi siano ancora brillanti e reattivi, però devo dire quello che volevo, che dovevano mettere in pratica, l'hanno messo in pratica. È stata per noi un ottimo test contro un avversario valido, perciò sono più che contento. Le note positive e negative di questi 90 minuti? Positivo, diciamo 99%, molto positivo, hanno messo tutto in pratica quello che ho chiesto prima della partita, soprattutto il possesso palla, l'essere aggressivi, andare sempre a aggredire. Credo che hanno fatto un bellissimo primo tempo. L'avversario mi pare il primo tempo non ha mai calciato in porta, secondo tempo poi logicamente facendo tanti cambi perdi un po' i ritmi, le distanze e lì poi gli errori ci stanno, però anche il secondo tempo sono contento soprattutto dei giovani. Pucci per l'ennesima volta ha segnato. Brutto che all'ultimo secondo avevamo preso un gol inutile, perché anche lì serve un po' di furbizia, bisogna appoggiarsi all'avversario e non farlo calciare, però ci sta anche questo, vuol dire che dobbiamo lavorare ancora tantissimo su questi piccoli particolari. Prossimi appuntamenti? Il prossimo appuntamento è mercoledì, giochiamo contro la Pro Cervignano, amichevole, e dopo a sabato abbiamo un torneo a Sacile. Grazie mister. Grazie. Medicabine, le prime impressioni dopo il 3-1 al Portogruaro? Impressioni più che positive, nel senso stiamo attuando tutto quello che ci sta chiedendo il mister. Sono contento di aver fatto 60-70 minuti di buon livello, fisicamente adesso ci stiamo mettendo a posto, stiamo cercando di fare tutto quello che proviamo durante la settimana e sono felice, al di là del risultato, perché comunque abbiamo giocato contro una signora squadra, perché il Portogruaro di certo non è una squadra di eccellenza, e ne usciamo vittoriosi e ovviamente consapevoli che abbiamo fatto un gran buon lavoro. Ecco. Un gol in rovesciata nel primo tempo e uno sfiorato nel secondo, l'istinto è sempre quello? Diciamo che è il mio mestiere, no? Cercare di far gol. Ovviamente quest'anno abbiamo più qualità davanti, abbiamo più possibilità di arrivare alla conclusione in porta. Oggi è andata bene a me, ho fatto un bel gol, sono contento e basta, solo continuare così, non vediamo l'ora di cominciare a portare a casa i 3 punti e basta, sperando che vada tutto per il meglio. Appuntamento al 27 settembre? Assolutamente sì, se non c'è la Coppa Italia prima, il 20, però assolutamente sì, vi aspettiamo, non vediamo l'ora anche di abbracciare i nostri tifosi se tutto è possibile. Grazie Medi. Grazie a voi.